Bene, benvenuti, grazie per essere venuti. Possiamo cominciare i nostri lavori e leggo subito l'elenco dei soci giustificati. Assente per i lavori della mattinata il segretario accademico Montecucco. Sono assenti i soci effettivi Benzoni, Someda, Muraro, Zecchian, Pecorari, Trivellato, Schiaffino, Calabi, Renzi, Schreffler, Barbieri, Angrilli, Bernardi, Paolo Bernardi e Pievani. I corrispondenti residenti Guarnieri, De Felice, Sorgato, Barbante, Chiarellotto, Franchini, Pilastro, Cardin, Semenzato, Di Fonzo, Vallortigara, Amadio e Prato. I corrispondenti non residenti Doglio, Maier, Stussi, Poli, Gibellini, socio straniero Schreiner, il socio onorario Coin. Letto l'elenco e chiedendo se ci sono osservazioni sul verbale della riunione precedente che è stato trasmesso tempestivamente a tutti i soci. Se non ci sono osservazioni particolari, comincerei i nostri lavori con la commemorazione del socio Giorgio Vittorio Dal Piaz. Per questo chiamerei la commemorazione che terrà Dal Piaz ricordando Venzo, ricordando Giulio Antonio Venzo. Ringrazio anzitutto la signora per essere qui con noi oggi. Caro Dal Piaz, per cortesia, ti pregherei di cominciare. Caro Presidente, cari consoci, signori e signore, signora Francesca Venzo, che ci ha fatto l'onore di essere presente, siamo qui riuniti per ricordare Giulio Antonio Venzo, professore emerito di geologia all'Università di Trento, socio del nostro istituto dal 1993, esponente di spicco della geologia applicata ai problemi del territorio e alle grandi opere dell'ingegneria, con particolare riguardo al Trentino Alto Adige, la sua amatissima regione. Sono passati oltre 20 anni dall'adunanza del 25 maggio 1996, in cui Giulio Antonio Venzo tenne la commemorazione di mio padre, Giovanni Battista, feltrino di origini trentine, scomparso l'anno precedente. Fu in quell'occasione che, con profonda gratitudine, ebbi i primi contatti con lui. Contatti che ripresero 10 anni dopo nelle adunanze accademiche, quando anch'io fui cooptato tra i soci dell'istituto. Per ricordarlo ho fatto ricorso alla cortesia dei suoi allievi e poi colleghi Antonio Brambati ed Andrea Fuganti, quest'ultimo presente, alle sue pubblicazioni, al curriculum che aveva aggiornato poco prima della scomparsa e in particolare al libretto autobiografico che ha chiamato Memorie di un geologo di lungo corso, edito nel 2006, ricco di notizie e di aneddoti sulle sue origini, gli studi universitari interrotti dalla guerra, il servizio militare, la clandestinità, il duro lavoro in miniera, la laurea a Pisa, le prime ricerche geologiche e i loro sviluppi, le nuove frontiere della sedimentologia e della geologia marina, le numerose missioni e consulenze in giro per il mondo, il contributo a stemperare nel primo dopoguerra i delicati rapporti tra trentini e tirolesi, la primavera di Praga e di carri armati e non ultimo il Rotary International, a cui aveva dedicato particolare impegno ottenendo significativi riconoscimenti. Giulio Antonio, o soltanto Antonio, come sempre lo chiamavano sua moglie Francesca, amici e colleghi, nacque a Trento il 30 novembre 1921. L'istruzione primaria e secondaria la svolte a Trento assieme ai primi contatti con le geoscienze che ebbe ai tempi del liceo grazie a un lontano parente, Sergio Venzo, trentino anche lui, laureato in Scienze Naturali alla Normale di Pisa, allora conservatore al Museo Civico di Storia Naturale di Milano, poi ordinario di Geologia all'Università di Parma.
Sergio Venzo stava svolgendo ricerche geologiche in Valsugana, non lontano da Trento, e di giovane Antonio ebbe varie occasioni di incontrarlo e di ammirare, oltre al martello, il libretto degli appunti e le carte di campagna che Venzo gli mostrava, illustrandogli gli strumenti del mestiere e il fascino del lavoro sul campo del geologo. Conseguita la maturità classica, Antonio seguì l'esempio di Sergio Venzo e nel 1939 si iscrisse al corso di laurea in scienze naturali, la geologia non esisteva ancora, dell'Università di Pisa, indirizzo a biologico con gli insegnamenti fondamentali di geologia, mineralogia e paleontologia. Ma nel 1941 la sua classe fu chiamata alle armi. Scuola allievi ufficiali di artiglieria Moncalieri presso Torino, sottotenenti in zona d'operazioni nella difesa contraerea di Milano, fino all'8 settembre del 1943. Poi uno dei tanti militari sbandati, ospite di generosi paesani a Pieve Santo Stefano in Val Tiberina, dove rimase sino all'avventuroso ritorno a Trento nel febbraio del 1944, in piena guerra civile, grazie al prezioso salvacondotto di cui godevano gli abitanti delle province di Trento, Bolzano e Belluno, annesse di fatto al Terzo Reich e governate dal Gauleiter di Innsbruck. Dal settembre del 1944 al maggio del 1945 Antonio trovò lavoro nella miniera di calceranica in Valsugana, in cui la società Montecatini estraeva la pirite per la produzione di acido solforico. Iniziò come minatore, addetto ai compressori per l'aria compressa, poi caposquadra al fronte di avanzamento della coltivazione mineraria. Agli inizi del 1945 comparve a Calceranica il geologo Leone Ogniben, consulente della Montecatini e futuro direttore degli istituti di geologia dell'Università di Catania. Venuto a sapere che Antonio era uno studente di geologia, Ogniben se lo fece assegnare, promuovendolo sul campo suo assistente e salvandolo dalla polvere e dall'assordante rumore della coltivazione in galleria. Nello stesso periodo, grazie ai permessi che il direttore della miniera di Calceranica generosamente gli concedeva, Antonio si iscrisse all'Università di Milano, trasferendosi al corso di laurea in scienze geologiche da poco istituito e sostenendo gli ultimi esami. Nell'autobiografia ricorda di aver partecipato alle esercitazioni pratiche di rilevamento assieme a 4 compagni, erano in 5 nel corso di laurea a quei tempi, tra cui la giovane Maria Bianca Cita, detta Picci, così lui lo ricorda, che a quei tempi era l'unica studentessa in Italia iscritta a scienze geologiche. Maria Bianca diventerà, per chi non la conosce, una micropaleontologa e geologa marina di fama internazionale. Per anni direttore dell'Istituto di Scienze della Terra all'Università di Milano e accademica dei Lincei. Tornando ad Antonio, appena finita la guerra lasciò il lavoro in miniera, con un certificato di servizio rilasciatogli dal direttore, e volle tornare a Pisa per conseguire la laurea nell'università in cui aveva iniziato gli studi superiori. Raggiunta a Pisa, semidistrutta, fu ospitato dal professor Livio Trevisan, direttore del locale istituto di geologia e suo indimenticabile maestro. È con lui che Antonio conseguì la laurea il 31 ottobre del 1945, discutendo la tesi Studio geologico della Marzola. Per chi non è trentino, la Marzola è la dorsale montuosa che separa la conca di Trento dal lago di Caldonazzo in Valsugana, costituita da basamento metamorfico e da successioni di copertura di età permo-mesozoica. Si noti che Antonio ricordava con orgoglio di essere stato il primo laureato nel nuovo corso di laurea in scienze geologiche dell'Università di Pisa. Tornato a Trento, il neodottore fece per 2 anni l'insegnante di scienze naturali all'istituto magistrale e all'istituto tecnico della sua città, riprendendo nel tempo libero le ricerche sul terreno avviate con la tesi. In questo periodo iniziò anche la collaborazione con l'Ufficio del Genio Civile di Trento, fornendo consulenze geologico-tecniche per la progettazione e l'esecuzione di importanti opere pubbliche della provincia. Nel 1948 Antonio fu assunto dall'Ente Nazionale Metano come rilevatore e geologo di cantiere
responsabile dei sondaggi per le ricerche di idrocarburi che si svolgevano nelle Marche ed in Abruzzo. Vi lavorò per 2 anni, acquisendo diretta conoscenza della complessa geologia appenninica, grazie anche alle frequentazioni dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Bologna, diretto allora dal famoso geologo e senatore Michele Gortani e poi da Raimondo Selli. Rimasto senza lavoro per lo scioglimento dell'Ente Nazionale Metano, il professor Gortani gli propose di rimanere in istituto, offrendogli nel 1951 un posto di assistente straordinario, poi di assistente incaricato ed infine di assistente ordinario, che conseguì per concorso nel 1956, quindi 5 anni dopo. Nel 1953 Antonio aveva intanto ottenuto l'incarico dell'insegnamento di geologia applicata per il corso di laurea in scienze geologiche, confermatogli negli anni successivi. Dal 1949 al 1953 eseguì rilievi geologici di dettaglio delle successioni sedimentarie mioceniche dell'Urbinate occidentale per conto della sezione bolognese del Centro di Studi per la Geologia dell'Appennino del CNR, diretto da Gortani. Per raggiungere la zona di lavoro, lui ricorda nelle sue autobiografie, aveva comperato una lambretta, mezzo con cui partiva da Trento, sacco da montagna con effetti personali e ferri del mestiere legato al sedillino posteriore, faceva tappa a Bologna e il giorno seguente raggiungeva le Marche, con base nel paesino di Peglio e poi a Lunano. Durante il periodo bolognese pubblicava una dozzina di articoli dedicati a temi stratigrafici del Forlivese e dell'Urbinate, assieme ad argomenti vari di geologia trentina, con applicazione alla viabilità stradale e alla costruzione di impianti idroelettrici. Di particolare rilievo un articolo del 1954 dal titolo Il Miocene a facies marchigiana dell'Urbinate occidentale. Successioni caratterizzate da grandi spessori assunti dalla formazione gessoso-solfifera. Nel 1958 Antonio conseguì la libera docenza in geologia applicata e si trasferì all'Università di Modena come assistente di ruolo alla cattedra di geologia, allora vacante, ma poi coperta dal professor Ugo Lossacco dal 1960. Tenne per incarico l'insegnamento di geologia applicata per il corso di laurea in scienze geologiche, istituito a Modena nel 1958, l'anno del suo arrivo. Nel 1962 fu incluso nella terna di un concorso a cattedra di geologia e in attesa di chiamata si trasferì all'Università di Trieste come direttore del locale Istituto di Geologia e Paleontologia, fondato nel 1960. Al suo arrivo ricorda di aver trovato 3 locali semivuoti e 2 microscopi ottocenteschi, accolto da una giovane in camice bianco, Maria Luisa Zucchi, assistente ed unica persona in forza all'istituto. 2 anni dopo divenne titolare della cattedra di geologia e poi ordinario nel 68, tenendo inoltre per incarico l'insegnamento di geologia applicata, la disciplina a lui più congeniale. Nel ventennio della sua direzione Giulio Antonio Venzo si dedicò con successo ad ampliare e potenziare l'istituto. L'attivazione nel 64 del corso di laurea in scienze geologiche gli aveva fornito l'opportunità e le risorse per sviluppare gradualmente lo staff dei collaboratori, con giovani assistenti e docenti incaricati, molti dei quali ebbero una brillante carriera accademica, tra cui l'amico Fuganti che è presente. Nello stesso tempo promosse lo sviluppo di nuove ricerche nei campi emergenti della sedimentologia, della geologia marina, della mineralogia e geochimica dei sedimenti, la realizzazione di moderni laboratori e proficui rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca americane, europee e nazionali, in particolare di quelle interessate a ricerche di geologia marina. A livello personale Antonio non mandò di trasferire ai problemi dei principali fiumi del Friuli Venezia Giulia le esperienze maturate in Trentino, proponendo efficaci soluzioni per fronteggiare gli eventi alluvionali con bacini di laminazione delle piene. Direttore e professore a Trieste, era troppo legato alla sua terra natale per potersene stare a lungo lontano. Risolse il problema istituendo nel 1965 presso il Museo di Scienze Naturali di Trento
una sezione staccata dell'Istituto di Geologia dell'Università di Trieste per la geologia e la geologia applicata della regione Trentino-Alto Adige. Nel 1982 abbandonò la direzione dell'istituto e il 1 novembre dell'86, dopo 24 anni in forza all'Università di Trieste, tornò definitivamente a Trento, titolare della cattedra di geologia nella locale facoltà di ingegneria, dove ritrovò come collega l'allievo Andrea Fuganti e dove rimase come docente sino al 1992, anno del collocamento fuori ruolo, e poi come professore emerito. Ripercorriamo in breve le tappe principali della sua attività magistrale, che sfiora i 40 anni. Incaricato di geologia applicata all'Università di Bologna dal 53 al 58, poi in quella di Modena dal 58 al 62, anno del suo trasferimento a Trieste, titolare dal 1964 della cattedra di geologia, ruolo che mantenne, come abbiamo visto, anche all'Università di Trento. Oltre alle lezioni ex cattedra, guidava gli studenti nelle escursioni sul campo per le tesi sperimentali di laurea e le esercitazioni pratiche, organizzate in genere al termine dei corsi di geologia generale e di geologia applicata. Numerose le attività istituzionali e personali svolte per l'organizzazione e la promozione della ricerca. Direttore della quarta sezione di ricerca del CNR per la geologia applicata in Alta Italia, responsabile dell'unità operativa dell'Italia settentrionale del processo fenomeni franosi nell'ambito del programma conservativo del suolo del CNR. Relatore ufficiale al convegno sul tema Le scienze della natura di fronte agli eventi idrogeologici, organizzato nel 1968 dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dopo le alluvioni catastrofiche avvenute nell'autunno del 1966. Membro della delegazione italiana al Congresso Geologico Internazionale di Praga del 1968, interrotto per l'invasione dei carri armati del Patto di Varsavia. Lo invito nel 1969 dell'Accademia delle Scienze della Slovacchia, componente del gruppo internazionale di studio sulla geotettonica dei Monti Carpazi ed è incaricato, con la collaborazione di Andrea Fuganti, allora suo assistente, di realizzare il settore italiano della Tectonic Map of the Carpathian Balkan Mountain System alla scala 1/100.000, edita dall'UNESCO nel 1973. Leader di una missione di studio del CNR in Bulgaria su invito della locale Accademia delle Scienze. Presidente del Consiglio Scientifico del Laboratorio CNR di Geologia Applicata di Padova, relatore ufficiale e rappresentante dell'Italia nel Simposio delle Grandi Valli Glaciali svolto nel 1977 in Germania, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Sperimentale Talassografico di Trieste, membro del Comitato di coordinamento per la geologia e la geofisica ambientale del Programma internazionale Litosfera, membro per molti anni del Consiglio di amministrazione e presidente del Comitato scientifico del Museo di Scienze Trentino di Scienze Naturali e, cosa che mi era sfuggita, mi è stata comunicata cortesemente da Stefano Vitale, è stato a lungo presidente dall'85 al 2013 del consorzio Criospazio Ricerche e univa ricercatori di Trento e Padova ed Istituto Nazionale di Fisica. Precisazione che ovviamente aggiungerò nel testo che poi consegnerò alla redazione. Giulio Antonio Venzo, e ci stiamo avviando verso la conclusione, è autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche ed alcune di carattere divulgativo. Il loro elenco completo è riportato nel sito dell'Istituto. Dopo le ricerche giovanili sulla geologia stratigrafica e strutturale del Trentino Alto Adige, peraltro mai abbandonate, si dedicò in prevalenza ai problemi della difesa del suolo e dell'ambiente, all'idrogeologia e alla geologia applicata, favorendo e partecipando, come già ricordato, anche agli studi dei suoi giovani collaboratori e colleghi nel campo della sedimentologia e della geologia marina, in particolare Antonio Brambati. Intensa ma poco documentata l'attività di consulente per studi di fattibilità, progettazione ed esecuzione di grandi opere dell'ingegneria in Italia, Austria, Svizzera, Bulgaria, Finlandia, Spagna, Serbia, Stati Uniti, Colombia, Etiopia, Iran, Afghanistan, Algeria. Da lui indicate in quest'ordine, probabilmente cronologico, nella sua autobiografia.
dove le ricorda con alcune note di colore, ma con pochi dettagli ulteriori. La curiosità e l'interesse per le due culture lo spinsero ad occuparsi anche di argomenti lontani dalla geologia, tra cui il compendio di storia naturale di Giacomo Leopardi, XIV, del 1981, che ricevette lusinghieri apprezzamenti da illustri studiosi di Leopardi, e la ricostruzione degli ambienti e degli stili di vita del Paleolitico del 2009. Vi invito a scaricarli perché sono particolarmente interessanti. L'ultimo articolo del 2016 fu una nostalgica integrazione di precedenti studi sull'evoluzione morfologica e idrogeologica della Valle della Visio. Numerosi i riconoscimenti per l'operato in campo scientifico, didattico e culturale e per altre meritorie attività, tra cui medaglia d'oro della Repubblica Italiana ai benemeriti della scienza e della cultura, grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, drappo di San Vigilio ai cittadini trentini benemeriti della cultura, aquila ardente di San Venceslao quale cittadino benemerito di Trento, socio onorario dell'Accademia Roveretana degli Agiati, di cui è stato reggente della classe di scienze. Presidente e socio onorario della Società di Scienze Naturali del Trentino, aquila tirolese in oro, onorificenza austriaca attribuitagli per gli studi e per i progetti di ammodernamento delle vie di comunicazione fra Italia e Austria. L'appartenenza al Rotary è stata certamente un aspetto molto importante della sua vita. Già rotariano nel 1955, ha servito il Rotary International come presidente del Rotary Club Trento nel 1961, 62 e 63, governatore del 206esimo distretto ed infine venne eletto alla Convention di Houston direttore dal 72 al 74 e vicepresidente dal 73 al 74 del Rotary International. Un riconoscimento veramente prestigioso. Tra le varie iniziative, Benzo promosse il gemellaggio tra il Club di Trento e quello di Innsbruck, rivelatosi strumento significativo per attenuare le tensioni allora esistenti in Alto Adige, ristabilimento di relazioni amichevoli tra esponenti della cultura, delle professioni e dell'economia, italiani e austriaci, e rapporti di buon vicinato tra i due paesi. Anche per questo Rotary Club Innsbruck lo nominò suo socio onorario. Possiamo concludere il ricordo di Giulio Antonio Venzo con le belle parole di Antonio Brambati, già ordinario di sedimentologia dell'Università di Trieste e a lungo suo collega. Di buon eloquio e agile nella scrittura, Antonio sapeva scrivere in modo chiaro e succinto, con pochi fronzoli e molta efficacia. Un versatore dotato di fascino, sempre ricco di aneddoti personali, perfettamente a suo agio negli incontri e nelle riunioni tecniche. Lasciava spazio ai suoi collaboratori nelle discussioni allargate. Gentile, ma fermo e tenace nei suoi convincimenti. Alla signora Francesca, che ci onora della sua presenza, il rinnovato cordoglio dell'Istituto di chi vi parla. Grazie. Grazie caro Dal Piaz per questo ricordo così preciso e sentito anche. Adesso sospenderei per qualche minuto la seduta, dopo aver detto che alcuni colleghi, amici hanno chiesto di poter aggiungere qualcosa, ma questo non ci è consentito dalla lunga tradizione del nostro istituto. Comunque potrò dire alla signora direttamente questo con maggior precisione. Intanto sospendo la seduta.